Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Per prima cosa voglio in dedica ad Aurelio. Sprandecato cazzo. Confucio. Chi conosce questa canzone merita, vi metto il cuoricino. Se sapete questa canzone vi metto il cuoricino. Fiorentina-Napoli 2-2. Lo scempio è compiuto. Uno scempio che rattrista veramente tanto. Un Napoli, ma io nemmeno non so più cosa dire, sono sincero. Passi in vantaggio con Rachmani, poi Biraghi ti fa il secondo gol in stagione, fai diventare un fenomeno Nzola e in tutto questo tu soffri, ti vorresti mettere a piangere. Vedi una squadra che non ha più rabbia, non ha più cuore, non ha più grinta. Anzi, io vorrei dire solo una cosa ad Aurelio De Laurentiis. Il prossimo anno bisogna ripartire, come tu hai detto, dobbiamo ripartire. Ripartiremo con un gruppo forte, fortissimo, secondo le tue idee di calciomercato. Il Napoli deve ripartire da un singolo uomo, massimo due. Questo singolo uomo si chiama Kvicha Kvaratskhelia o Kvaratskhelia, decidete voi come volerlo chiamare. L'unico che è l'ultimo degli uomini di Calzona, che anche questa sera Calzona ce ne sarebbero da dire tante, ma tante, veramente tante, voglio. Un giocatore che segna il gol della Madonna su un calcio di punizione micidiale, micidiale veramente. Questa è la differenza fra i giocatori e alcuni giocatori. Il giocatore c'ha la giocata, ce l'ha sempre in serbo. E poi ci sono gli altri giocatori, quelli sì, quelli i gregari della squadra, ma in questa squadra c'è una stella, si chiama Kvaratskhelia, e nemmeno Osimhen, si chiama Kvaratskhelia. Calzone che pure questa sera i cambi li fa alla cazzo di cane, sinceramente. Togli Kvara, l'uomo migliore in campo, per mettere Lindstorm, un ectoplasma praticamente in tutta la stagione. Ti privi di Kvara gli ultimi 10 minuti, che sappiamo tutti gli ultimi 10 minuti come sono fondamentali per una squadra. Cioè io ho finito le parole, io ho finito le parole. E perché vi dico che lo scempio è stato compiuto al massimo? Perché ufficialmente oggi il Napoli abbandona le coppe europee dopo 14 anni, 15 anni di fila, e ci ritorneremo naturalmente la prossima stagione, me lo auguro con tutto il cuore. E lo scempio perché tu vedi una squadra che non vuole vincere, che non la vuole vincere. Forse l'unico che la voleva vincere è stato sostituito, perché vedi Politano che invece di passare la palla tira sul palo del portiere, sul palo di Terracciano, quando in mezzo c'è due giocatori soli, e tu non passi la palla e ti intestardisci. Io sinceramente, qualcuno ha detto un bellissimo pari fra Napoli e Fiorentina. Sì, è un bellissimo pari per chi è tifoso della Fiorentina, per chi è tifoso del Napoli. Quest'anno dobbiamo patire e stare in silenzio, perché questa squadra non ha più orgoglio, non ha più niente. Invece di togliere Kvara, perché non togli Anghissà? Non togli Caiuste? Provi a mettere uno dietro la punta. Addirittura Simeone lo ha abbracciato, lo ha baciato. Simeone non ha fatto un cazzo tutta la partita. Quindi secondo me vediamo il calcio in modo diverso, io e Calzona, sinceramente. E continuo a ribadire, chi oggi continua a dire che il problema di questa squadra sono stati gli allenatori, solo gli allenatori, si deve fare un esame di coscienza, perché questo scempio qui l'ha voluto uno solo, soltanto, ha un nome e un cognome, Aurelio De Laurentiis. Questo scempio è stato creato da lui, voluto fortemente da lui, solo perché il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto e i giocatori non si possono sentire al di sopra di Aurelio De Laurentiis stesso. Un allenatore che, come ha detto Spalletti, potevamo aprire un ciclo. Non è stato possibile aprire un ciclo per delle scelte fatte dalla società e da alcuni membri. Questi membri penso siano il figlio e Chiavelli a questo punto. Io trovo assurdo che una squadra campione d'Italia ad oggi non abbia un gioco e vada avanti con i singoli giocatori,
perché anche questa sera sono andati avanti i singoli giocatori, non è andato avanti il collettivo, sono andati avanti i singoli giocatori e l'abbiamo visto in varie occasioni. Politano che si fa i cazzi sua, e Anghissà che sinceramente secondo me con tutta quella chioma di capelli che c'ha addosso non riesce a concentrarsi sinceramente, perché voglio è impossibile giocare con 40 kg sulla testa, io veramente non ho parole. L'unico a centrocampo che si salva è sempre il solo Stanislav Lobotka, che fa un grandissimo intervento su Belotti e addirittura il VAR questa volta ci grazia, santo VAR, meno male che il VAR ci salva. Meret, sinceramente qualcuno ha dato la colpa a Meret sul gol di Biraghi. Secondo me qualcuno si dovrebbe fare un esame di coscienza e non dare sempre la colpa a Meret, perché non puoi continuare a dare la colpa a Meret. Da quando è arrivato Calzone il Napoli continua a prendere gol, che sia Ostigard, Juan Jesus, Nathan, il gol lo prendi sempre. E questo è un fattore dove il nuovo allenatore ne dovrà venire a capo, sinceramente. Io l'ho detto, se non vai in Europa League, in Conference League, e non ci andrai, perché questa sera avete avuto il coraggio di non vincerla questa partita, il Napoli deve ripartire con una rosa ridotta. In che senso ridotta, Neapolis? Una rosa con 20 elementi, 18 elementi, bastano e avanzano. Non bisogna avere 25-28 giocatori, non servono a niente, sinceramente. Rosa corta, compatta, tanto devi fare 2 partite al massimo a settimana e te le giochi ogni tanto, anzi forse ti dovrai fare il preliminare ad agosto di Coppa Italia, quindi peggio ancora, ma questo vi meritate. Le vacanze estive ve le dovete mettere su per il culo, cari giocatori del Napoli, scusatemi le parole, perché siccome ci avete abbandonato anche a noi vi abbandoniamo, scusatemi, anche a voi. E sinceramente io non trovo più. Io signore quando ho detto stasera gioca il Napoli, me l'ero pure scordato. La prossima è con il Lecce, finalmente finisce questo scempio, chiude il circo Napoli, voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis e suo figlio. Io ve l'ho detto, cioè tu vedi, non hanno orgoglio, non c'è orgoglio in questa squadra, provala a vincere, no? Al 90esimo quando tu devi buttare la palla, al 92esimo, 93esimo quando tu devi buttare la palla in avanti, la giocano in difesa. Cazzo, abbiamo una rimessa lunga, fai battere Meret, salite tutti, tanto più di questo scempio non possiamo fare. No, Rachmani la passa a Lobotka non sa che deve fare. A chi la devo dare? La palla ritorna sull'altro terzino. In tutto questo al 92esimo, quando siamo in pieno recupero, è un Napoli che sinceramente è arrendevole. È un Napoli che alla prima fragilità, pum, si squaglia, manca fosse la neve. Ricordate la canzone di Gigi D'Alessio, le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà? O Napoli la neve si è sciolta. Il Napoli così fa. Non ci sarà mai la neve ad agosto, ecco il Napoli in quel modo. Non ci sarà mai un Napoli dell'anno scorso, Chiunque esso sia il nuovo allenatore, chiunque esso sia il nuovo DS, serve una rivoluzione, ma una rivoluzione mirata. Prima cosa bisogna fare la rivoluzione con il presidente, prenderlo, impacchettarlo e mandarlo a Los Angeles. Io voglio ritornare a Napoli a parlare con i giornalisti. Chiudi il cesso, non parlare, perché questa stagione hai fatto più danni della grandine. Io ve l'ho detto, mi sento svuotato, sono svuotato, veramente è un'emozione che non ho mai provato, sentirsi svuotati, sentirsi mancare qualcosa dentro il corpo, dentro l'anima. Io l'anno scorso, ma pure quando nel peggiore dei casi, quando ci fu Gattuso, quando ci fu Ancelotti, il secondo anno di Ancelotti, gli anni di Mazzarri, di Donadoni, scusatemi, direi il secondo anno che poi fu. Io sinceramente mi sento svuotato. Questa squadra non ha anima, è come se noi tifosi non avessimo anima dietro a loro, no? E vorrei dire qualcosa a questi fenomeni che dicono gli ultra dovete abbandonare lo stadio. Pure oggi il settore ospiti era mezzo pieno, anzi era pieno. La parte superiore era tutta piena, la curva A c'è stata. Gli Ultras vincono sempre, ricordatevi questa cosa. Gli Ultras vincono sempre. Io sinceramente
dopo aver visto il gol di Inzola e l'Eurogol di Biraghi, ha già detto io, qua sta tutta la stagione del Napoli e continua a ribadirmelo. Qui è tutta la stagione del Napoli che è uno scempio, non la singola partita. Però lo scempio questa sera è stato compiuto. This is the end, anzi, ce ne manca ancora uno. Potremmo ancora fare peggio, possiamo ancora fare peggio. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, aiuto.